Il loro contratto collettivo di lavoro è fermo da 14 anni. In Veneto i lavoratori della sanità privata convenzionata sono circa 10.000 tra operatori sociosanitari, amministrativi e infermieri professionali. A Mestre, davanti alla sede di AIOP Veneto, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, hanno manifestato per un rinnovo che porti finalmente all'equiparazione con le retribuzioni dei dipendenti pubblici, un adeguamento di stipendio che si attesta mediamente attorno ai 150 euro al mese. C'è una grandissima difficoltà anche per quanto riguarda proprio l'aspetto numerico, perché molti operatori della sanità privata in questo momento, sia infermieri che operatori sociosanitari, stanno migrando verso la sanità pubblica, per cui abbiamo anche una carenza di personale che andrà a consolidarsi nel giro dei prossimi mesi. La mobilitazione è stata indetta per la mancata convocazione delle organizzazioni sindacali che secondo la preintesa deve avvenire entro il 30 luglio. Alla manifestazione anche una rappresentanza di lavoratori a cui il contratto è stato rinnovato, ma non esattamente nei termini che attendevano. Noi abbiamo in Italia, ma anche in Veneto, un'associazione, La Nostra Famiglia, che in Veneto conta quasi 500 dipendenti, che proprio nella giornata di ieri, dopo 6-7 mesi di dure confronto e trattative, ha mandato la disdetta da questo contratto della sanità privata per passare ad un contratto ovviamente meno remunerativo per i lavoratori, sia da un punto di vista economico che normativo. 2 ore in più di lavoro alla settimana e una diminuzione dello stipendio dai 100 ai 150 euro al mese che hanno portato i dipendenti ad indire lo stato di agitazione e ad interessare della vicenda l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin.